ENAIP è la formazione professionale nel nostro paese e lo è molto forte nella provincia di Verona. In Verona noi abbiamo 3 centri, Verona, Isola della Scala e Legnago. Cosa fa ENAIP? ENAIP laurea gli ingegneri del lavoro. ENAIP fa formazione professionale, insegna alle persone professionalità, competenze, insegna il lavoro. Questo è il compito di ENAIP. Molti pensano ancora che la formazione professionale sia qualcosa che poco vale nel nostro paese o che non sia correlata con la scuola. In ENAIP si fa il 4º anno, si consegue un diploma che è un 4º livello EQF, un diploma tecnico professionale. Lo facciamo per i ragazzi, la formazione, ma lo facciamo per gli adulti e per le imprese. Siamo uno dei più grandi player a livello regionale, siamo uno dei più grandi player a livello nazionale e lo siamo anche qui a Verona. Siamo molto forti nell'ambito della meccatronica, sicuramente, nell'ambito in tutto quello che riguarda l'ambito della automazione industriale. È una formazione professionale che passa comunque anche attraverso le cucine e tutti conoscono Isola della Scala e ENAIP a Isola della Scala è anche il riso con la cucina. Immaginiamo un futuro che ci permetta di formare le lavoratrici del nostro paese, i lavoratori che rallentino il degrado. Immaginiamo il degrado ambientale, immaginiamo un futuro, e siamo molto impegnati su questo, dove i lavoratori di ENAIP, i lavoratori che usciranno da ENAIP, abbiano quelle competenze altissime che saranno richieste già a partire dai prossimi mesi. Immaginiamo un futuro dove i nostri ragazzi saranno i ragazzi, e lo sono già, che sanno aggiustare un motore ibrido. Sono i ragazzi che nel fare cucina non sprecano cibo. Sono i ragazzi che permettono alle imprese di avere un livello altissimo di competitività, perché la formazione per ENAIP è questo e per questo ENAIP è così collegata al mondo del lavoro. Cosa guardiamo nel futuro in questa provincia? Sicuramente da settembre al centro di Verona sperimentiamo tutto un nuovo mondo insieme con Apple. È un progetto sperimentale di Apple Cupertino e insieme con i salesiani lo faremo a Verona e questo è già innovazione elevatissima. Immaginiamo un futuro dove siamo molto spinti in tutto quello che è il settore nuovo del digitale.